Scatman's World. Ragazzi, primo match Italia-Galles è già decisivo. Kick off. Proprio con le donne siamo stati sfortunati, siamo usciti ai quarti con la Francia, ma proprio per sfiga, perché lo dobbiamo dire, raga. Con la sfortuna. E andiamo qua. Non ci riusciamo a portare a casa. Qua c'è anche la finale per il terzo o quarto posto, quindi siamo tranquilli. Vai che andiamo. Inizia il calcio olimpico maschile, raga. Vai Escia, il piccolo Escia. Sicuramente siamo più favoriti con gli uomini, con le donne è stata veramente dura. Vediamo cosa riusciamo a combinare con i maschietti. Purtroppo ragazzi il tennis non lo posso mettere perché Virtua Tennis non va sui sistemi Windows 8.1. Non credetemi il perché, ma è così. No. Rimessa per il Galles. Attenzione Garettone Bell che è sicuramente l'uomo più forte. Verratti. Vai Ciro. Vai Ciruzzo. Ciruzzo la mette in mezzo. De Sciglio. Verratti. Mamma mia Verratti, il miracolo del portiere. Darmi anche batte l'angolo un po' curioso. E Sharawi al volo. Madonna Escia. Verratti. Dominio italiano però. E c'è il gol del Galles, incredibile. Scusate raga, ce lo siamo persi. Perché mi ha un attimo vaneggiato Fraps, ogni tanto succede. Cioè scusate, no Fraps, l'Nvidia Shield. Perché lo uso due pulsanti e mi si è un attimo riavviato, eccolo qua. Ecco il gol del Galles, incredibile. Un sinistro che Buffon non può parare. Fanculo. Ok. Cominciamo dopo un buon inizio. Adesso il Galles che è in vantaggio. Ricordo che la difficoltà massima Superstar. Ed è tosta ragazzi, è tosta. Non ne posso usare solo la difficoltà massima sulle Olimpiadi. Escia. Recupera il Galles. Ancora il piccolo Escia. Vai Faraone. De Sciglio. Escia Ravi, sono un po' stanchi ma le riserve fanno cagare ragazzi. Porca puttana, facciamo schifo. Vai Escia. Vai Escia. Di testa non c'è nessuno. Bravo Verratti. Niente. Grandissimo Zaza. Dai l'ultimo secondo. Dai l'ultimo secondo. Niente. Ma dai. Fallo inesistente. E finisce malissimo la prima partita contro il Galles. Perdiamo 1-0. Sconfitta immeritata, ma questo è il calcio. This is football. Ocio. Mamma mia, finisce qua. Siamo già una partita da dentro o fuori contro gli States che hanno vinto anche loro la prima partita. Ah, Dio mio. Niente, sto calcio non va. Zaza, riproviamo la stessa squadra. Zaza. Florenzi. Inter in pallo, ma favorisce gli Stati Uniti che siamo al 70esimo, partita piatta ragazzi, con la difficoltà massima, è veramente dura, devo allenarmi tanto. Perché ho giocato a tantissimi giochi tranne che giochi calcistici negli ultimi mesi e si vede la differenza, fioi. Faccio una fatica abnorme, però d'altronde nelle Olimpiadi lo sapete, solo difficoltà massima posso mettere sui giochi. Catto per Virtua Tennis, veramente, d'altronde non va su Windows 8.1, solo Windows 8.1 sia sul portatile che sul fisso, quindi nel culo ce l'ho. Sì. Questa è la realtà dei fatti. Non la perdere, vai Verratone, Verratone se ne va. Verratti per parola.
Nell'ultima partita faccio dei cambi comunque, eh. Bravo Parola. Parola non riesce a metterla in me, mamma mia. Come giochiamo male, Beppe. Attenzione, Wondolski. Addirittura me la recupera. Bravo. Vai Giorgione. No, cazzo. Non è fallo. Bravo Chiello. Per il piccolo Escia. Per Zazza, vai Zazzone. Vai Zazzone. Ah. 90esimo, finisce qua. Un'Italia veramente problematica, non riesce. Attenzione, no, alla fine, incredibile, all'ultimo respiro. Gol degli Stati Uniti, siamo fuori. L'Italia è fuori dalle Olimpiadi maschili. Incredibile all'ultimo secondo, pazzesco. Buffon impietrito. È finita. Non ho parole. Non ho veramente parole. Non ci credo! Ho provato un tiro così a caso, per poco segnavo. Stati Uniti passano il turno, noi siamo clamorosamente fuori al primo turno con le sconfitte. Non ho parole, signori. No, vediamo, in realtà dobbiamo battere l'Uruguay e sperare che gli Stati Uniti... È quasi impossibile. Proviamoci, ragazzi, tutti insieme, appassionatamente. Ah, Dio mio. No, non ho parole per descrivere lo schifo, comunque. Vediamo. Allora. Proviamo Manolo per Zazza. Soriano per Parolo. Eder per Immobile. Qua mettiamo Candreva. Pirlo non lo metto perché non è più nella nazionale. E vabbè. Kick-off, ragazzi. Ultima chance. Ma non ho parole. 1-0 col Galles ci poteva stare, ma qua all'ultimo secondo. E poi a porta da fuori area per poco vado anche a segnare. Vai, Uruguay-Italia. Comunque girone di ferro per l'Italia, ma non abbiamo scusa. Vediamo con i cambi. Vai Fioi. Soriano. Italia molto deludente nelle sport di squadra, quest'anno. Nel 2012 avevo vinto con la squadra maschile. Catroia. Vai. Vai Soriano. Bravo. Buonissimo. Ma porca troia. Niente da fare, non riusciamo a prendere palla. Cioè, se ve la faccio vedere tutta, ragazzi, così capite anche voi la difficoltà di giocare a livello superstar, ossia a livello massimo. Cassare se la butta su. Recupera ancora l'Italia. Stefan El Shaarawy. Bello sto passaggio. Giochiamo male, raga, giochiamo male. Manolo. Dai, che Gabbiadini, la sorella ci ha almeno portato ai quarti, cazzo. Qua non riusciamo neanche a arrivare all'ottavi. El Shaarawy. Niente, errore di Elsh, mamma mia. Disastrum assolutos. Dai ragazzi, sveglia però. Niente. Ancora, vai. Attenzione bellissima per Eder. Vai Eder. Bravissimo Eder. Mamma mia che gol di El Shaarawy. È scivolata. Stefan El Shaarawy. 1-0. Grande gol ma che serve a poco. Devo sperare nella vittoria degli Stati Uniti sul Galles. L'unica speranza. Devo fare io tanti gol. Di scarto. Con l'Uruguay.
Incredibile però, incredibile. Che gol di esce. Gabbiadini. Bastava non perdere. Mamma mia, bastava non perdere con gli Stati Uniti all'ultimo secondo. Veramente una sfiga atroce. Che gol di esce comunque. Darmian. Di testa e c'è il gol dell'Italia, incredibile. 2-0 Italia. 2-0 Italia, Candrevino. No, Sturaro, scusate. Soriano, sì, ciao. Soriano di testa la mette. Adesso ci svegliamo. Dobbiamo sperare in una vittoria copiosa degli States. Anche un pareggio mi condanna, chiaramente. Il potenziale c'era. Vaffanculo, va. Con la squadra forse più forte, con l'Uruguay. Il calcio è bello per questo. Finisce un ottimo primo tempo, Italia 2, Uruguay 0, reti di Stefan e Sharawi e Soriano. Fallo. Attenzione, cerchiamo di non prendere gol, che anche la differenza reti è importante adesso. Ma perché sti passaggi di merda? Gabbiadini. Gabbiadini cosa fa? Ho proprio una cosa un po' improponibile. Ahia, bravissimo. Eder. Per il Gabbia. Niente, erroraccio ancora, erroraccio. Buono. La buttiamo su. Recupera la difesa uruguagia. Bravissimo esce. Esce bellissimo per Eder. Stop di Eder perfetto. Eder! Fuori di poco. Vai che roba nostra. Niente. Tu del mondo adelante. Buono. Gabbiadini. Intervento pulito degli uruguaiani. Uruguagia la scelta. Vai. Soriano, l'autore del secondo gol. Non riusciamo a fare l'impresa di passare con 2 sconfitte nelle prime 2 partite. C'è un morto in campo. Concentration, please. Concentration. Buono. Buono. 84esimo, dai che è finita. Attenzione, c'è il gol incredibile. Gol bellissimo dell'Uruguay 2-1. Speriamo non mi costi. Cioè, che se passo, ecco, se non passo non sia colpa di sto gol subito. Speriamo, raga. Scusate ragazzi, ma... Telefonino. Vai. Mi ha preso sto gol di merda, purtroppo. Vai, Chiello. Ma no. Buono. Attenzione il Gabbia. Manolo. Mamma mia che miracolo. Di Muslera penso. Manolo, Gabbiadini. Ormai darmi un'altra perla. Ormai darmi il nostro crossatore ufficiale. Andreva. Finisce qua 2-1. E siamo comunque fuori, lo sapevo. Darmian si dispera. Le è caduto un masso in testa, poveretto. Niente, non è bastato, purtroppo il 2-1 l'ultima partita, abbiamo giocato malissimo le prime 2, soprattutto quella col Galles, siamo tenuti un po' sfortunati, però purtroppo è andata così, vince il Galles. Cambiava poco e con i 4 punti eravamo pari con... No, in realtà
No, beh, la differenza reti comunque è sempre stato un più 2. Andavamo fuori anche con il pareggio, purtroppo, ragazzi. Finisce qua. Andiamo a vedere un po' come è finito il medagliere e tutto quanto. Allora, information, competition, knockout. Incredibile, c'è la Costa d'Avorio ha preso la medaglia. Allora, oro per la Francia, argento per la Costa d'Avorio e bronzo per il Brasile. Incredibile veramente la Costa d'Avorio, ha fatto qualcosa di devastante. Raga, il medagliere però ci sarà nel prossimo video all'inizio perché per varie ragioni tecniche che sono sul portatile. Raga, ho saluto il come donne veneziano, mi dispiace per il calcio. Quarti di finale con le donne, addirittura fuori nel girone con gli uomini. Ciao!